Dentro al teatro, nell'atrio, vi è una riproduzione di un quadro di Andrea Pastò, un pittore veneziano contemporaneo di Goldoni. Il quadro raffigura la Bagnoli del Settecento. Il dipinto originale è conservato all'Accademia Carrara di Bergamo. Innanzitutto dobbiamo dire subito che questa immagine raffigura sicuramente Bagnoli di sopra. La Bagnoli del Settecento perché, come si vede, la chiesa è quella di oggi. Ma questo quadro è importante perché è una testimonianza straordinaria, quasi fotografica, del raffinato stile di vita della nobiltà che soggiornava a Bagnoli allora. Nobili, dame, cavalieri e servitori sono qui rappresentati con sorprendente realismo. Ma questa istantanea potrebbe essere stata eseguita proprio poche ore prima dell'inizio di uno spettacolo in villa. Tutti i personaggi fanno corona a questa coppia di patrizi veneziani, che potrebbero essere gli stessi padroni della villa. Ludovico Widman con la moglie Quintilia Rezzonico. Alcuni pensano addirittura che l'autore del quadro si sia autoritratto e che sia presente in questo gruppo. E alcuni dicono che sia questo. Ma che si tratti di un'istantanea, di una sorta di fotografia scattata poche ore prima di uno spettacolo, questo fatto sarebbe confermato dalla presenza di questi dettagli, che potrebbero essere dei biglietti di invito di cui parla lo stesso Goldoni, che la nobiltà era solita distribuire alla comunità prima dello spettacolo. Ma la cosa sorprendente è che tra i personaggi di questo gruppo ci potrebbe essere lo stesso Goldoni. E alcuni storici dicono che sia questo. Tu adesso confrontalo con l'incisione del piazzetta e vedrai che è la stessa persona.